Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata Rossana Casale in Brazil Songs and Memories inaugura la stagione musicale dell'Associazione Curci. Con questo progetto Rossana Casale e Maurizio Di Fulvo crea un'atmosfera rarefatta ed intime emozioni interpretando i classici della musica latinoamericana. Ascoltiamo l'intervista con Rossana Casale. Rossana Casale qui inaugura l'Associazione Curci con un concerto che ha un'atmosfera un po' latina, però ascolteremo sicuramente i tuoi successi, il programma della serata. Allora no, la verità è che i miei successi non si ascoltano veramente, perché sai che io sono sempre un po' fuori dalle righe. Questo è un lavoro che è iniziato a una lunga strada, perché nasce da un incontro con un grande musicista che è Maurizio Di Fulvio, che è un chitarrista a livello internazionale, fa concerti in tutto il mondo. Lui mi ha chiesto di fare qualche cosa insieme e dato che io vengo dal jazz, lui viene da una musica forse più d'atmosfera oppure classica o fusion, così ci siamo incontrati prima sul jazz e poi sul latin, sulla cultura della bossa, dove proprio siamo approdati. Dato che io nella mia vita ho spesso camminato su quelle strade, ho messo insieme alcuni brani di grandi autori brasiliani che io amo tanto, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Ivan Lins, Jobim, eccetera, Vinicius de Moraes, e l'ho unita a alcuni brani della mia carriera, quindi La Via dei Misteri, Semplice. E ne è nato un concerto particolare, molto particolare, che a me piace molto. Quella che si apre intorno a me è la cura dei miei pensieri che mi trascinerà con sé. Rossana Casale ha calcato più volte il palcoscenico pop di Sanremo e ha recitato tra gli altri nel musical Un americano a Parigi in coppia con Raffaele Paganini, l'Étoile del Teatro dell'Opera. Uno straordinario successo coronato dal premio Bob Fosse. La sua è stata definita una delle più prestigiose voci del panorama canoro italiano. Cantautrice e interprete raffinata, portabandiera italiana in festival internazionali dedicati al jazz e al pop d'autore. Un'importante carriera alle spalle, moltissimi successi e ancora tanti progetti nel suo futuro artistico. Rossana Casale però calca anche il palcoscenico di musical. Che cosa cambia per un artista raccontare attraverso la musica a teatro? Io ho lavorato con registi straordinari, da Saverio Marconi a Claudio Insegno, insomma ho fatto parecchie cose diverse, alcune rivolte più alla danza come con Luciano Cannito, ho fatto un bellissimo musical con Raffaele Paganini che era Un americano a Parigi, e poi A qualcuno piace caldo, la straordinaria Tunica dei sogni in Technicolor, insomma non mi ricordo il titolo esattamente, di Weber con la regia appunto di Claudio Insegno. Il teatro mi ha insegnato sicuramente a stare in scena in una maniera diversa, quindi non più rivolta alla musica e ai miei musicisti, ma capendo dov'è la luce, a mantenere un rigore di studio proprio e di precisione su quello che si fa, che poi collegato ad altri autori che ho raccontato, quali Gaber, così ho scoperto che facevano poi la stessa cosa con il teatro canzone, quindi non con il musical, non con la danza, totalmente un'altra cosa, dove il teatro nella sua precisione, nella sua richiesta esisteva in maniera molto importante.
Cantante dalla vasta e poliedrica esperienza che a un certo punto della sua carriera ha scelto di tuffarsi completamente nella sua passione per il jazz. Nel 1994 registra Jazz in Me, un lavoro incentrato sugli standard americani degli anni 40 e 50, che la consacrerà definitivamente come la first lady del jazz in Italia. Negli anni successivi pubblica Jacques Brel in Me, Strani frutti, Billie Holiday in Me e Merry Christmas in jazz. Questo mi è servito tanto adesso per affrontare le situazioni, pur diverse che siano, dal teatro a una chiesa, eccetera, un auditorium, insomma, di cercare di fare sempre una cosa fatta bene e che abbia un suo perché, che non sia mai buttata così, no? Anche nel jazz. E poi il teatro sicuramente mi ha detto che ogni testo che canto deve avere un suo peso. Anche nelle sue parole più semplici, che devo farlo arrivare al pubblico. Io prima ero molto più musicista che diciamo così raccontastorie o insomma interprete. Adesso invece ci tengo tantissimo alle parole che canto e cerco sempre di essere molto concentrata e dargli il peso che meritano, anche quando volano insieme alla musica. Però devono volare facendosi comprendere. Che cosa ti senti di consigliare ai giovani che vogliono intraprendere questa professione, detto da una professionista? Non intraprendete, no, scherzo. È un lavoro molto difficile in questo momento, perché sicuramente in una crisi economica come quella che stiamo vivendo, sicuramente tutto ciò che è fuori dalla vita di tutti i giorni, cioè diciamo così il divertimento e la musica, per pur colta che sia, o il teatro per pur diventa quell'extra budget che noi abbiamo tutti i mesi, subisce una grande crisi. Già conosco i sassi del cammino e il dolcissimo declino da cui il sole tornerà, ma intanto penso che sto andando verso ciò che sto sognando e mi ando ritardando, osservandomi con te. Da grande interprete Rossana Casale si immerge in graffianti e vellutati standard e con la sua particolarissima voce li reinventa, li ribalta e li fa rivivere a sua immagine. Con lei c'è il chitarrista pescarese Maurizio Di Fulvio, uno dei virtuosi italiani più attivi tra classica e jazz, e il suo collaudato trio: Emiliano Begni al pianoforte, Ermanno Dodaro al contrabbasso e Fabrizio Lafauci alla batteria. Rossana Casale e Maurizio Di Fulvio portano al pubblico questo concerto tributo alla musica bossa nova e ai suoi grandi autori. Nel concerto anche brani del repertorio trentennale della Casale, quali La Via dei Misteri e Semplice. Io penso che la cultura italiana andrebbe protetta e anzi innalzata, perché fa bene all'anima, perché porta tantissimi anche artisti qui e uomini e persone di cultura a prendere e a succhiare da noi, che abbiamo una storia enorme del nostro passato in tutti i suoi aspetti, anche nell'arte ovviamente, nella poesia, lasciamo perdere. Quindi quello che consiglio ai giovani è di studiare tanto, di non cercare le vie facili, le strade più semplici, ma di prepararsi, di chiedersi chi sono, cosa vogliono essere veramente, se l'arte è veramente fatta per loro, perché poi noi viviamo in un'epoca dove tutti siamo cantanti, tutti siamo ballerini, tutti siamo tutto. No, perché credo che ognuno di noi abbia un dono e magari il tuo dono è un altro. Quindi se veramente capiamo che la nostra strada è quella della musica, di accettarne il sacrificio, che è tanto, perché ci vuole veramente una scorza così in questo momento, e di studiare tanto.
amo incontrare i giovani, mi piace molto riempirli di sapere. Quindi stiamo tante ore al computer a vedere, a conoscere, abbiamo un'enciclopedia incredibile e anche io mi perdo, no? Perché poi cerco una cosa, poi vedo che quello là ha fatto un'altra cosa con un altro, allora vado dentro là e a un certo punto dico cosa stavo cercando, cosa stavo ascoltando. E poi cercare persone con cui condividerla, quindi se sei un cantante cercati un pianista, un bassista, un batterista, vai a suonare anche in mezzo alla strada dove ti lasciano suonare, fai tutto quello che puoi per crescere. Grazie per essere stata con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ciao a tutti gli amici di Dietro le Quinte, io sono Rossana Casale e vi faccio il più grande dell'in bocca al lupo per il vostro futuro. Un bacio grande, ciao. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com, per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.